Oggi per Super Classifica Show i miei profumi preferiti. Ciao, bentornati nel mio canale. In questo video oggi ti voglio far vedere la mia top 5 per quanto riguarda i profumi. I miei profumi preferiti di sempre, quelli che io comprerò sempre, quelli che non devono mancare mai. Alcuni sono nuovi, altri meno nuovi, altri proprio vintage, ma proprio vintage. Comunque, io sono un amante dei classici, però non disdegno neanche i profumi nuovi o comunque scoprire. Se a me mi devono regalare un profumo, mi vogliono regalare un profumo, a me fa piacere comunque scoprire nuove fragranze, perché io se devo andarmi a comprare il profumo, purtroppo, voi non voi, ricasco sempre su questi, me ne vado al sicuro. Ma anche perché, come tutti sapete, quando indossi un profumo o senti che la tua amica ha un buon profumo, non è detto che lo stesso identico profumo su di te abbia la stessa profumazione, perché ovviamente cambia in base al pH della nostra pelle. Quindi anche quando vorrei scoprire profumi nuovi, poi non mi butto, ma me ne vado sempre al sicuro, al porto sicuro. Però non ti nego che in questi anni, negli anni passati, mi sono stati regalati alcuni profumi che io non conoscevo e due sono qui. Hanno, hanno conquistato un pezzettino del mio cuore. Adesso te li faccio vedere subito. In che ordine iniziamo? In nessun ordine, proprio come capitano. Allora, questo mi sta per terminare di nuovo ed è uno dei profumi che io adoro ed è il Flora di Gucci. È un profumo non recentissimo, però io in questo periodo, in estate, proprio è quello che uso maggiormente. Ti devo dire la verità, da quando sono diventata mamma ho smesso di usare profumi come prima, perché avendo sempre i bambini in braccio, a parte che non mi piace impuzzolentirli del mio profumo, e poi capitava spesso che anche loro, quando erano in braccio a qualcuno che aveva un profumo forte, si mettevano non a piangere, però ovviamente gli dava magari anche un pochino fastidio e ci può stare, quindi da quando sono nati loro ho smesso di usare profumi come prima. Ne uso molto di meno, però non ti nego che adesso pian piano sto ricominciando questa buona abitudine di indossare di nuovo i profumi, perché non sono più sempre in braccio a mamma. Ora anche loro hanno i loro profumi, se lo mettono anche volentieri, loro sanno che prima di uscire mamma ha una spruzzatina di profumo. Comunque questo probabilmente lo conoscerai, è di Gucci, è Flora, è molto fresco, molto estivo secondo me. E proprio su di me mi dà quella sensazione di freschezza che mi piace avere in estate. Quindi questo è quello che uso in questo periodo e sta terminando, Agata. C'era un fiocchetto qui nella confezione che non so che fine ha fatto. Poi questo è entrato direttamente nel mio cesto dei preferiti da quando sono diventata mamma, perché me lo hanno regalato. Me lo hanno regalato per la prima volta quando è nato Leonardo, ed è di Bulgari ed è Petit et Maman. Petit et Maman, ed è un profumo per la mamma e per il bambino ed è buonissimo perché ti dà quel senso di... Che hai detto, Leo? Sente un odore buonissimo, io ancora li devo spruzzare. Ti dà quel senso di profumo che c'è ma che non è pesante. Ovviamente è adatto anche ai bambini, quindi io lo sconoscevo, infatti da quando questa è la seconda bottiglietta, perché il primo me l'hanno regalato e il secondo l'ho comprato. E devo dire che compro sempre il cofanetto. Mi hanno regalato il cofanetto dove c'era il profumo e il fasciatoio portatile da viaggio, quello che si mette in borsa di Bulgari. Questo invece, cosa c'era nel cofanetto? La sacca forse, sì, una sacca sempre di Bulgari ricamata, molto carina, però cose che servono alle mamme per tenere in borsa tutte le loro cose. Sì, nella sacca infatti io ci mettevo, non so neanche dov'è adesso,
un pannolino, le salviettine, un cambio insomma per quando usciamo. Comunque bando alle ciance, Bulgari, Petit e Mamma. Poi questo mi è stato regalato per un compleanno forse, ma mi è entrato nel cuore. Ho visto che esistono tanti colori di questo profumo, tante nuove. Mi sembra che quello grigio, che non mi sto ricordando il nome adesso, di Narciso Rodriguez, sempre per lei ovviamente, che vorrei provare, però appena ho la possibilità di andare in profumeria e farmi una bella spruzzata, perché mi è capitato tante volte, ad esempio questo profumo, se io l'avessi odorato in profumeria non l'avrei mai comprato, però su di me, spruzzandolo, poi mi sono resa conto che è un profumo che mi piace. E questo veramente in estate non mi fa impazzire perché si sente bene, però devo dire che si chiama For Hair. Devo dire che è diventato uno dei miei profumi preferiti, ma sono curiosa di scoprire anche quelli nuovi, quindi prossimamente appena vado in profumeria, quello grigio, mi sembra che è nero o grigio, adesso non me lo sto ricordando. Comunque, poi vabbè, ti faccio vedere questo che è un pezzo vintage, è Batik di Occhi Verdi. Questo è il profumo che mi fa tornare indietro nel tempo, perché lo usavo tantissimo all'età di 16, 15 anni, anche forse 14. Era un profumo che mi aveva comprato mia mamma, forse me l'avevano regalato per qualche compleanno, e in quel periodo o usavi questo o usavi il Bonbon Malizia. Bonbon Malizia sapeva tanto di Big Bubble, però che poi c'è da dire un'altra cosa, non so se vi ricordate voi figlie degli anni 80 che quando al compleanno ti regalavano gocce di Napoleon voleva dire solamente una cosa, che stavi diventando grande. Io mi ricordo che tutti i compleanni miei e delle amichette nell'età di 10, 11, massimo 12 anni, ogni compleanno di ciascuna di noi c'era sto profumo e veniva regalato, il che significava che stavi veramente diventando grande, perché eri troppo grande per i giocattoli e troppo piccola per altre cose. Questo è quello che veniva subito dopo, il Batik oppure il Bonbon Malizia. C'era il Team Bonbon, Team Batik. Io ero Team Batik e ancora ora lo ricompro perché delle volte lo metto e mi fa tornare indietro nel tempo. Comunque è una profumazione che mi piace molto. Occhi Verdi, quanti ricordi. Ultimo, ma non ultimo, forse il mio preferito in assoluto, il top del top del top dei miei profumi. Questo o lo odi o lo ami. Hypnotic Poison di Dior. Questo è il mio profumo preferito in assoluto. Ovviamente lo utilizzo solamente in inverno, non lo utilizzo in estate perché ha un profumo molto forte, molto intenso, e in estate veramente a me non piace, mi darebbe troppo fastidio, però c'è chi lo utilizza anche in estate questo. Io no. Questo sarà questa la 1001, 1200, 1300. Chi offre di più? No, sarà veramente, non so quante volte l'ho comprato e me l'hanno regalato questo profumo, perché mi piace veramente tanto ed è buonissimo. E questo è uno di quei profumi che addosso a me, scusate se è poco, ma scusate la modestia, che mi sta veramente bene. Difatti mi ricordo quando eravamo piccole, mia sorella ogni tanto me lo rubacchiava, però su di lei non era lo stesso. Infatti mi ricordo che mi diceva questa cosa, però a me non piace come mi sta, è perché è fatto per me questo, lui è fatto per me. Comunque il cestino che è fatto per me, il cestino dei miei top 5 è vuoto, il che significa che il video è finito. Spero che ti ho tenuto compagnia e
ti ho fatto venire anche un po' di nostalgia. Fammi sapere nei commenti qual è il tuo profumo preferito di sempre e se ti ricordi anche tu Gocce di Napoleon. Alla prossima, ciao!